Nelle scuole diciamo che purtroppo questi 2 anni di pandemia ci hanno costretto a accelerare quello che è stata la dotazione di strumenti tecnologici per il digitale, ma soprattutto per comunicare e per lavorare nell'ambito dello smart working. Anche nella pubblica amministrazione devo dire che questa pandemia, fra virgolette, è stata positiva perché ci ha messo nella condizione di accelerare anche in questi termini qua. La tecnologia è costantemente in movimento e di conseguenza magari non ci saranno ultimi aggiornamenti della tecnologia, ma sono presenti in tutte le scuole e soprattutto l'amministrazione pubblica è ben dotata. Con i soldi del concorso acquisteremo dei PC, in quanto abbiamo intenzione, proprio per il progetto di digitalizzazione che è in atto nella nostra scuola negli ultimi anni, di acquistare anche tutti i pannelli interattivi nuovi per tutte le classi, quindi con i 2.500 euro acquisteremo parte di questi portatili. Per me è stata veramente una bella sorpresa, perché pur essendo il responsabile di questa scuola, in realtà il lavoro lo fa la preside, lo fanno gli insegnanti, i genitori, che abbiano risposto così con entusiasmo, è stata veramente una bella sorpresa. Vuol dire che la nostra scuola, ecco, al di là della situazione contingente, conserva un legame anche con le famiglie e con tanti altri che sono passati di qua, e credo questo sia un valore veramente da sottolineare, e ringraziare anche la Scotrade per questa opportunità che ci ha dato di sentirci e di farci sentire. Grazie proprio di cuore.